Buongiorno, buongiorno. Tanta cronaca oggi in Focus TG. Andremo a Rosà, dove una donna ha accoltellato l'amica con un paio di forbici, è stata arrestata. In via Piave a Mestre poi con Ilaria Marchiori, perché c'è stata un'operazione antispaccio con 14 arresti. Ma andiamo subito invece a Sandrigo da Daniele Garbini, perché un incendio ha devastato un capannone pieno di rifiuti. A te la linea, Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno anche ai telespettatori. Ci troviamo proprio a Sandrigo dove dicevi, siamo nella zona industriale. Questo è un incendio che è scoppiato ieri pomeriggio, in questo punto è della Savi Servizi che si occupa dello smaltimento di rifiuti in Via della Repubblica. Per fortuna, diciamo così, l'incendio è scoppiato nel pomeriggio quando i dipendenti ieri non erano presenti al lavoro. A lanciare l'allarme è stato un passante e ha fatto subito intervenire i soccorsi. Con me il sindaco Marica Rigorna. Buongiorno. Ma andiamo anche con l'ingegnere Cinzia Baron, che è il responsabile dell'ufficiale in capo in questo momento, che ci dice proprio, aggiorna sullo stato dell'intervento. Sì, buongiorno a tutti. Allora, siamo intervenuti da ieri tardo pomeriggio da una segnalazione appunto di un passante e da lì abbiamo iniziato le nostre operazioni, quindi sono intervenuti squadre da Vicenza, da Bassano, volontari di Tiene, in supporto è arrivata anche Padova per un totale di 22 operatori coordinati dal funzionario di guardia di ieri. La preoccupazione, diciamo subito, è stato questo grande colonne di fumo che ha preoccupato, si vedeva a distanza di qualche chilometro, un fumo nero che lasciava presagire magari qualche sostanza, l'odore che ha allarmato. Voi avete fatto subito questo, abbiamo visto i tecnici dell'ARPA. Certo, abbiamo chiamato chi di competenza, e sono rifiuti speciali, quindi da porre una grande attenzione. Per fortuna le squadre sono riuscite a circoscrivere l'incendio, quindi ad una parte solo del capannone, quindi sono riusciti a spegnere le fiamme, ridotto il fumo iniziale, però le operazioni sono ancora in corso, sono durate tutta la notte e sono appunto tuttora in corso per smassare, si dice così, il quantitativo di rifiuti all'interno e quindi evitare che ricominci a prendere fuoco. Ecco. Quanto dureranno ancora? Quanto si finisce? Stimiamo fino al pomeriggio. Nel frattempo farete il corso accertamenti sulle Certo, cause. sono già in corso gli accertamenti, sono arrivati i funzionari tecnici, stiamo appunto indagando le possibili cause. Insomma. Allora lasciamo lavorare, la auguriamo buon lavoro intanto, grazie, magari ci risentiremo. Mentre col sindaco invece immagino la preoccupazione dei cittadini, no? Sì, sono arrivate chiamate giustamente di preoccupazione manifestate da parte dei cittadini. Allora diciamo che in questo momento non ci sono particolari situazioni di criticità rispetto alle prime campionature fatte. ARPAV comunque ci ha comunicato proprio stamattina che ha fatto altre campionature per tracciare eventuale presenza di diossina nell'aria e purtroppo non è esclusa questa possibilità. Questo non vuol dire creare allarmismo, ma avremo l'esito di questa campionatura nel giro di 48 ore. Nel frattempo il consiglio che diamo alla cittadinanza è quello di evitare di circolare nelle vicinanze della zona coinvolta dall'incendio, tenere le porte e le finestre chiuse e se capita proprio di doverci transitare vicino, utilizzare la mascherina FFP2. Un'altra raccomandazione è quella di evitare per il momento, fin tanto che non abbiamo l'esito della campionatura, di raccogliere e consumare la verdura dell'orto. Ecco, diciamo subito che abbiamo sentito anche la rappresentante, ci diceva che almeno dove è stato innescato l'incendio sarebbe una zona dove vengono depositati materiali di imballaggio, quindi non rifiuti speciali. Già questa è una rassicurazione, sindaco. Sì, sicuramente questo è rassicurante, perché ci è stata comunicata comunque che la zona ha coinvolto un ammassamento principalmente composto da carta e imballaggi. In questi imballaggi c'era anche una presenza di plastica, per cui proprio per questa presenza ARPAV ha approfondito le analisi, le campionature per tranquillizzare che tutto sia fatto come si deve. Ecco, allora a questo punto anche a lei le auguriamo buon lavoro. Io direi che per il momento è tutto, poi monitoreremo e poi gli aggiornamenti stasera nel nostro servizio nel TG alle 19:15. Arrivederci. Grazie, buon lavoro a voi.
Ecco, con questo lascio la linea allo studio, direttore. Grazie molte a Daniele Garbini e a Simone Squarcina, il nostro operatore. Vediamo una notizia dal mattino di Padova. Ragazzina di 14 anni tenta di uccidersi, la sorella la trova e fa scattare l'allarme. Tantissima cronaca nera in questa edizione di Focus TG. Andiamo a Vigonza per l'ultimo femminicidio in ordine di tempo, quello di Giada Zanola, che era stata scaraventata dal cavalcavia sulla 4 dall'ex compagno. Le sue ceneri saranno tumulate martedì nel cimitero di Brescia. Riposeranno a Verziano, nel cimitero del paesino bresciano da dove proveniva, le ceneri di Giada Zanola, la mamma di 33 anni, lanciata dal cavalcavia della 4 a 2 passi dalla sua casa di via Prati a Vigonza, nella notte del 29 maggio scorso. Alle 15:15 di martedì prossimo le ceneri verranno tumulate al termine di una breve celebrazione religiosa. Ad annunciarlo la sorella di Giada, Federica, sempre presente con il fratello Daniel in questi giorni difficili accanto a papà Gino. Nel frattempo continuano le indagini per stabilire cosa sia accaduto in quella terribile notte. In carcere a Padova il compagno di Giada, Andrea Favero, accusato di omicidio volontario aggravato. Dopo l'autopsia la procura resta in attesa dei risultati dell'esame tossicologico che stabiliranno se Giada fosse cosciente o meno al momento del lancio dai quasi 2 metri del parapetto del cavalcavia. Andiamo a Rosà in diretta da Vanessa Banzatto, perché è stata arrestata una donna che ha coltellato un'amica usando un paio di forbici. È stata arrestata a te Vanessa. Sì, buongiorno direttore, alle persone che ci stanno seguendo. Una vicenda davvero drammatica, fortunatamente si è conclusa con appunto il rilascio dall'ospedale della donna, che è rimasta ferita in maniera molto seria. Arrestata una 46enne di origine dominicana senza fissa dimora, che era stata invitata dalla donna rimasta ferita, un'amica di 42 anni di origini brasiliane che lavora come assistente di un'anziana proprio in una delle case Ater di piazza San Marco a Rosà. Per futili motivi le 2 donne che si trovavano nell'appartamento assieme anche ai fidanzati, anche questi che risiedono nell'Alta Padovana, come la 42enne, la donna che è rimasta ferita, per futili motivi pare sia iniziato un alterco, un litigio tra le 2 donne. Quando si parla di futili motivi davvero, direttore, nel senso che tutto pare sia cominciato per chi avrebbe occupato la stanza, la camera da letto per la notte, perché i 4 si sarebbero fermati appunto nell'appartamento di piazza San Marco per trascorrere la notte, insomma un paio di giorni in compagnia, e tutto appunto è partito da chi avrebbe dormito nella camera da letto degli ospiti, chi invece avrebbe occupato il divano. Da qui le 2 donne hanno cominciato a litigare in maniera pesante, tanto che la 46enne ha afferrato il primo oggetto che ha trovato, quindi questo paio di forbici, ha colpito più e più volte l'amica, l'ha colpita alle braccia, l'ha colpita nell'area occipitale, ha sfiorato davvero anche l'occhio. Gravissime le condizioni della 42enne. Quando sono arrivati i soccorsi del SUEM 118, allertati dai vicini che avevano sentito le urla arrivare le grida arrivare dall'appartamento dove vive questa anziana, che è seguita dalla 42enne, si sono trovati davanti una scena davvero terribile, un bagno di sangue. La donna è stata portata in codice rosso al San Bassiano, dicevo è stata dimessa con 30 giorni di prognosi, quindi una situazione seria, grave, ma fortunatamente è fuori pericolo. Subito sul posto i carabinieri, uno spiegamento massiccio di forze dell'ordine, perché c'erano qui i carabinieri della vicina stazione di Rosà, i carabinieri del nord di Bassano e i colleghi anche di Romano Dezzerino. Adesso sono partite tutte le indagini. La 46enne, che è accusata di tentato omicidio, per la 46enne è stato convalidato l'arresto e adesso si trova rinchiusa nel carcere di Montorio Veronese con l'accusa, dicevamo, di tentato omicidio. Un episodio che ha letteralmente sconvolto, sconcertato il paese, insomma
insomma un episodio che ha così disturbato la quiete di un paese di un piccolo paese come Rosà, un episodio che davvero è sotto adesso la lente di ingrandimento. Anche gli inquirenti stanno cercando di capire il perché e cosa possa essere realmente concretamente successo. L'importante, si diceva, è che appunto la donna ferita ora sia fuori pericolo e di conseguenza adesso la 46enne resta in carcere. Da Rosà per il momento, direttore, è tutto, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa Banzatto e al nostro operatore Alessandro Costa Curta. Vediamo un'altra notizia dal Gazzettino, sempre di violenze si tratta. A Cortina d'Ampezzo, un autista del bus accusato di molestie da una ragazzina di 13 anni, un video lo inchioda, la procura chiede il processo, lui uno sconto di pena. Clamorosa rivelazione nell'inchiesta sulla morte di 2 coniugi uccisi a Padova 33 anni fa. Solo oggi, attraverso le nuove tecniche di indagine con il DNA, si è scoperto il presunto assassino. Vediamo. Si trova già in carcere a Cosenza un uomo di 58 anni appena arrestato perché è ritenuto uno dei 2 esecutori materiali del duplice omicidio dei coniugi Fioretti, l'avvocato Pierangelo e la moglie Mafalda, che vennero barbaramente uccisi nei pressi del garage della loro abitazione in Contratorretti, in centro a Vicenza, 33 anni fa. La città fu atterrita all'epoca per quella che apparve una vera e propria esecuzione di tipo mafioso. Al suolo vennero rinvenuti 17 bossoli con colpi di pistola sparati anche alla nuca. Attraverso un riscontro con campioni che sono stati acquisiti nel 2022 in altra vicenda di sangue in provincia di Cosenza a Diamante, hanno consentito di attribuire l'uso del guanto e l'utilizzo dell'arma col silenziatore alla persona di Pietrolungo Umberto. Questi sono accertamenti scientifici acquisiti nel 2023. Adesso con la banca dati del DNA che è operativa dal 2017 noi abbiamo moltissimi, siamo circa 100.000 profili genetici di cui chiaramente facciamo tesoro nei momenti in cui affrontiamo casi di questo tipo. Uno dei cosiddetti cold case che è stato risolto grazie all'evoluzione dell'indagine che hanno integrato il lavoro tradizionale degli investigatori della squadra mobile con l'apporto degli strumenti in dotazione alla nuova direzione centrale della Polizia Scientifica e della Sicurezza Cibernetica. Le indagini per ora sono tutt'altro che archiviate. Possiamo escludere che il Pietrolungo, tra l'altro giovanissimo all'epoca, aveva 25 anni, sia portatore di un interesse personale proprio all'omicidio del Pietrolungo. Come pure mi sento di escluderlo che possa essere portatore di un analogo interesse l'altro esecutore materiale. Sullo sfondo vi è sicuramente un mandante, l'impegno ulteriore è quello di individuare altre persone che coinvolte nella vicenda. Il poter dare una risposta a chi chiede ancora giustizia su fatti di questa gravità avvenuti, ripeto, parliamo del 25 febbraio del 91, quindi più di 33 anni fa, è qualcosa di importante, qualcosa anche di eticamente importante per chi porta avanti questa attività di ricerca della giustizia che non deve mai smettere su casi così importanti, delicati, che hanno scosso così profondamente una città come Vicenza. Titolo dal Gazzettino: prostitute trans alla Fontana di Aricò a Mestre per adescare clienti, la petizione dei residenti. Poi ci collegheremo con Ilaria Marchiori perché c'è stata un'operazione antispaccio, però vediamo queste immagini della Fontana Aricò dove ci sono queste prostitute trans che sono lì. Ogni tanto ci sono problemi anche legati allo spaccio di droga, agli stupefacenti, ci sono aggressioni, davvero una zona altamente degradata di Mestre, dove appunto c'è stata un'operazione della polizia che ha portato all'arresto di 14 persone. Ancora violenza purtroppo nei confronti di minori, abusato di una 14enne con la complicità della madre, un 44enne è finito a processo.
Era stata la stessa ragazzina, che allora aveva 14 anni, a raccontare alla compagna del papà cosa la mamma biologica l'aveva costretta a subire dal fidanzato. Abusata sessualmente con la complicità della donna. Una storia squallida avvenuta nell'estate del 2019 in un comune dell'Interla Trevigiano. La madre della giovane, che ha spinto la figlia tra le braccia del compagno, è stata già condannata. Ora è lui, 44enne, a finire a processo. L'accusa è atti sessuali con minorenne. La donna un giorno ha chiesto alla figlia di mettere un completino sexy e un abito succinto. Poi si è incontrata con il fidanzato, uomo facoltoso e dal passato sportivo nelle arti marziali miste, ed ha subito interessato la figlia della donna. L'uomo si è spogliato di fronte alla 14enne e l'ha costretta a subire violenza sotto gli occhi compiaciuti della mamma della ragazzina. E andrà a processo il 45enne accusato della sparatoria che è avvenuta a Cittadella lo scorso 7 ottobre. Rischiava di uccidere la sua stessa figlia il 45enne accusato di tentato omicidio e porto abusivo di una pistola semiautomatica. Era lo scorso 7 ottobre quando l'uomo era accorso in aiuto della moglie e della figlia in Borgo Treviso a Cittadella, mentre un gruppo di 4 persone, nomadi residenti a Vedelago, stava tentando di portare via un'auto da lui usata abitualmente ma intestata ai trevigiani per il numero di multe collezionate negli ultimi mesi. La rissa tra i due gruppi è degenerata quando il 45enne ha estratto la pistola e sparato 4 colpi, sfiorando la figlia che ne è uscita miracolosamente illesa. Con il 45enne rischiano il rinvio a giudizio da parte del Tribunale di Padova altre 6 persone, 4 donne e 2 uomini, accusati di rissa, lesioni, favoreggiamento personale e minacce aggravate. Andiamo a Vicenza, anche lì c'è un problema che dura da tantissimi anni, che è quello della droga, dello spaccio degli stupefacenti, soprattutto a Campomarzo, e quindi si è deciso di dare l'avvio ai lavori per una recinzione antidegrado. Sbucano le recinzioni a delimitare l'area di cantiere che darà forma alla vera e propria recinzione antidegrado, che sarà installata per delimitare l'area di Campomarzo Ovest che riguarda l'ovale dell'ex ippodromo. È stata recintata l'area di cantiere che sarà interessata dai lavori, dovrebbero cominciare con le prime opere di fondazione la settimana prossima, dipende sempre tutto dalle condizioni meteo che per tutti i cantieri all'aperto in questi mesi del 2024 hanno inciso fortemente sui lavori che avevamo in corso. Cantiere che terminerà entro l'estate, che prevede un lavoro preparatorio su più step a partire dal cordolo di cui inizierà la posa la prossima settimana. Ci vuole un'opera di fondazione preliminare su cui poi andare a installare la recinzione. Contiamo, sempre tempo permettendo, di concludere entro il mese di agosto. Recinzione che sarà in ferro battuto e che rientra nel progetto finanziato dal PNRR. Il ferro battuto, la recinzione, l'ampiezza della recinzione riguarda l'ovale dell'ex ippodromo della città, quindi sarà un'estensione già dell'attuale recinzione che contiene il parco giochi, quindi andrà a occupare l'area di Campomarzo Ovest, quindi quella salendo dalla stazione verso il centro città sulla sinistra. I costi sono all'interno del progetto PNRR, abbiamo modificato alcune opere previste nel progetto precedente, modificandole e recuperando le risorse per fare la recinzione che dovrebbe aggirarsi tra 250 e i 300 mila euro. Inoltre, a tutela della sicurezza è prevista anche una guardiania per la sorveglianza del parco pubblico. E il servizio di Luisa Bertini della nostra redazione di Vicenza. Intanto andiamo a Trieste dove sono in corso le ricerche per trovare il giovane marocchino disperso caduto in mare nei pressi del molo del Porto Vecchio. L'allarme è scattato all'alba, il ragazzo era in compagnia di alcuni amici dopo una serata alcolica. Sentiamo Gianluca Paladin della nostra redazione triestina.
Un festino notturno a base di alcol, finito in modo tragico. Un ventenne marocchino all'alba di oggi è precipitato in mare fra il molo terzo e il molo quarto del Porto Vecchio. Poco dopo sono scattate le ricerche dei vigili del fuoco. L'episodio è avvenuto attorno alle 4. Il ragazzo si trovava in compagnia di una sua coetanea e altri giovani stranieri. È stata la stessa amica del ventenne, dopo aver assistito alla scena, a chiamare i soccorsi, mentre gli altri stranieri si sarebbero dileguati dopo l'incidente. In Porto Vecchio, tra gli spazi abbandonati, era in corso una festa con bevande alcoliche. Secondo quanto appreso, il cittadino di origine marocchina, probabilmente pesantemente alterato dall'alcol, si sarebbe tuffato in mare come bravata davanti agli amici. Poi però non è più riemerso. Dopo l'allarme sono arrivati i militari dell'operazione Strade Sicure e i vigili del fuoco con i sommozzatori. Una guardia giurata in servizio ha aperto le recinzioni per far passare i mezzi dei pompieri. Sul posto anche le forze dell'ordine e gli operatori della Capitaneria di Porto. Le ricerche in mare sono scattate subito ed è stato attivato anche l'elicottero della Protezione Civile. Sono scattate anche le ricerche di possibili testimoni. Secondo quanto emerge, i giovani stranieri con cui il ventenne si trovava sarebbero già noti alla polizia in quanto frequentatori dei magazzini abbandonati del Porto Vecchio. La ragazza che ha lanciato l'allarme è stata portata all'ospedale di Cattinara per le cure mediche a causa dell'abuso di alcol. Oggi in regia Mattia Pizzaia e Renato Capoia. Vediamo i titoli del Corriere del Veneto. La morte di Michele Merlo, il giudice archivia, il medico non ha responsabilità. Il cantante è scomparso nel 2021 a 28 anni per una leucemia fulminante. Il legale del dottore è restituita dignità al professionista stimato e che infatti il padre di Merlo ha tenuto come proprio medico di famiglia. Filippo Turetta, processo dopo l'estate e guerra su premeditazione e divieto di processo abbreviato. A Cibiana il sindaco turista vince le elezioni per caso, assurdo ma lo farò, la mia era solo una lista civetta. E poi la politica ne parleremo più avanti nel corso di Focus TG. Fratelli d'Italia ora pretende la regione, derby Donazzano-Urso per il dopo Zaia. Il crollo della Lega, Mario Conte, Vannacci, soluzione a breve termine, ambiente e diritti, priorità dei giovani. Ancora cronaca giudiziaria, era entrato in ospedale per filmare quella che definiva la balla del Covid, un video fake che rischia di costare caro ad un 46enne che ora è a processo. Silenzio, non c'è anima viva, nessun via vai di medici o malati intubati. Tutto è tranquillo. Così era iniziato il viaggio del finto reporter nell'ospedale di Treviso il 10 novembre 2020, nel pieno del Covid, quando medici e infermieri lottavano per salvare delle vite. L'uomo, un 46enne residente a Treviso, aveva deciso di realizzare con il cellulare un reportage per dimostrare che la pandemia era solo un'invenzione. Ora la sua convinzione, smentita dalla realtà, lo ha trascinato in tribunale. A denunciare l'uomo che si è introdotto nell'ospedale facendo circolare sui social messaggi falsi è stata l'ULSS. Queste le parole di allora del direttore generale Francesco Benazzi. Abbiamo intenzione di querelarlo e andremo a querelare anche tutti coloro che diffonderanno questo video fasullo. La gente sta lavorando, i nostri operatori nelle corsie sono stanchi, continuano a tenere alta la guardia perché sanno benissimo che siamo in un'ondata di piena per quanto riguarda il virus. Le persone che sono ricoverate stanno soffrendo, stanno male, queste persone devono avere rispetto. L'uomo è stato denunciato per diffamazione in quanto con quelle immagini avrebbe offeso la reputazione dell'ULSS 2. L'8 luglio il 46enne, difeso dall'avvocato Elga Lopresti, comparirà davanti al giudice per rispondere, oltre alla diffamazione, dei reati di violazioni di domicilio e interferenza illecita nella vita privata. Dopo la diffusione di quel video era intervenuto anche il sindaco Mario Conte, che aveva parlato di fake news dannose e gravi. Il 46enne risponderà di quello che ha fatto in un'aula di tribunale, ma la replica più importante arriva da chi in quelle stanze di ospedale è stato costretto a passare giorni e giorni, da chi ha rischiato di perdere la vita e che oggi ai medici può dire solo grazie.
Servizio di Daniela Sizia, in corso a Mestre la conferenza stampa sullo spaccio di droga in via Piave, 14 arresti tra italiani e albanesi, sequestrati 30 kg di cocaina ai residenti, prostitute trans alla Fontana di Aricò, come avete visto prima, per adescare clienti. Non ne possiamo più, poi ci collegheremo, la conferenza stampa è ancora in corso, ma ci collegheremo quanto prima con Ilaria Marchiori. Andiamo ancora adesso a Padova perché ci sono stati momenti di tensione ieri pomeriggio all'università con gli studenti pro-Palestina che volevano impedire una seduta del Senato accademico. Alla fine sono riusciti a salire, ma la porta del rettorato era chiusa e il senato accademico in corso. Pomeriggio ad alta tensione, quello vissuto all'Università di Padova al Bo. Gli studenti pro-Palestina sono tornati a protestare per chiedere il boicottaggio e lo stop di tutti i rapporti con gli atenei israeliani. Gli studenti del collettivo Katai, del Fronte Gioventù Comunista e dei giovani palestinesi hanno cercato così di impedire l'accesso ai senatori accademici che dovevano partecipare a una seduta del Senato insieme alla rettrice Daniela Mapelli. A bloccarli però hanno trovato la polizia. La Digos è intervenuta creando un cordone umano per respingere gli studenti in protesta e consentire il passaggio dei senatori che dovevano entrare in rettorato. Respinti e non ammessi alla seduta, gli studenti pro-Palestina che hanno riportato le tende all'interno del cortile del Bo hanno improvvisato un'assemblea pubblica e poi un corteo fino a raggiungere la porta chiusa del rettorato. La pagina della politica, c'è un grosso dibattito a Venezia, insomma, in Consiglio regionale, ma anche in tutto il Veneto dopo il forte calo di voti della Lega, un travaso di voti dalla Lega a Fratelli d'Italia. Si sta quindi parlando del futuro e delle elezioni regionali del 2025. Ci sarebbe adesso una sfida tra Elena Donazzan, che nel frattempo è stata eletta europarlamentare, e il ministro Adolfo Urso, che ambirebbe per Fratelli d'Italia a sua volta a ricoprire l'incarico nell'eventualità che il presidente Zaia non potesse avere un altro mandato. Ma c'è un altro voto che stiamo guardando da tempo, insomma, sotto i riflettori, è quello di Bassano del Grappa, dove andranno al ballottaggio Roberto Campagnolo del centro-sinistra e Nicola Finco, sostenuto da Lega, Forza Italia e Democrazia Cristiana. Ballottaggio doveva essere e ballottaggio è stato. Fin qui nulla di nuovo lungo il Brenta. Quello che in pochi avevano previsto invece è che contro Roberto Campagnolo correrà Nicola Finco e non Elena Pavan, la grande sconfitta di questa tornata elettorale. Partiamo dai numeri. La coalizione di centro-sinistra vince il primo turno con 5.926 voti totali, pari al 28,44%. Nicola Finco conquista il secondo posto con 5.231 voti, pari al 25,11%. La sindaca uscente finisce terza con il 23,03%. Poi la vera rivelazione di È il momento, lista che ha ottenuto singolarmente più consensi di tutti, con quasi il 14%, e Roberto Marin che sfiora il 10%. Con Campagnolo in fuga, il lungo testa a testa è stato Finco-Pavan. La svolta arriva alla 13ª sezione scrutinata, quella di San Lazzaro, dove il leghista Finco prende più voti di tutti, 197, recuperando lo svantaggio fino al sorpasso certificato a Marchesane. E adesso, dopo una notte di festa e di riflessione, parte ufficialmente la sfida a due. Stanotte come ha dormito? Bene, molto bene, e soprattutto per il risultato di ieri, cioè arrivare al ballottaggio, arrivarci da primi è un grande risultato. Ho dormito anche molto bene e ovviamente sono anche soddisfatto di questo primo risultato che abbiamo portato a casa, merito di un grande lavoro fatto sul territorio da parte di tutti i candidati consiglieri. A questo punto cosa si aspettano i due candidati dall'elettorato rimasto escluso?
quindi da chi ha votato Fratelli d'Italia, Pavan, Marin e Zen. Io mi aspetto ovviamente l'appoggio di tutti gli elettori del centrodestra, insomma non possiamo lasciare la città di Bassano al PD e al centrosinistra. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale che ha rispettato tutte le parti in gioco, siamo stati determinati nella nostra proposta, anche nella critica di quello che non ci piaceva rispetto agli avversari, ma sempre col massimo rispetto. Lo scenario che si starebbe delineando, seppur in fase ancora embrionale, è un apparentamento del centro-sinistra con È il momento, mentre Finco potrebbe aprire al dialogo con una parte di Fratelli d'Italia e Marin. Diciamo che c'è un elettorato che non si può dire fidelizzato su quel partito o su un altro partito, è un elettorato che decide di volta in volta in funzione del partito, del leader. Adesso ovviamente il nostro sarà un messaggio rivolto a tutti gli elettori del centrodestra bassanese perché tornino a votare, prima di tutto è la cosa più importante. 2, non possiamo assolutamente dare la città nelle mani del PD e dell'estrema sinistra. E così Nicola Finco da Bassano del Grappa. Intanto vediamo un titolo della Tribuna di Treviso: Lega delusione e rabbia dopo il voto, partito nel baratro, Salvini deve andarsene. Il giorno dopo la doccia fredda del voto europeo in Consiglio regionale monta il malcontento. Giampaolo Bottacin dice: per salvare il partito serve una figura diversa che lo prenda in mano. E su questi travagli della Lega andiamo subito a Treviso, dove il primo partito è diventato il PD. Lina Paronetto con il sindaco Mario Conte. A te Lina. Grazie direttore, buongiorno a te ai telespettatori. A Treviso stava lanciando il direttore, il primo partito è diventato il PD. Partiamo subito con questo dato, Conte. Faccio i complimenti al Partito Democratico. Ricordo che oggi sono il primo partito, l'anno scorso hanno perso le amministrative e anche sonoramente, quindi è evidente che la partita delle europee e delle politiche è molto diversa rispetto a quella delle amministrative e quindi analizziamo il voto ovviamente a livello nazionale per capire come correggere la nostra linea e come fare per poter crescere come partito, per recuperare il voto d'opinione. Dopodiché a livello cittadino sinceramente le preoccupazioni sono molte meno. Lei ha detto andassimo al voto domenica, lei è convinto di rifare lo stesso risultato? Sì, forse anche qualcosina di più. Ricordo però che il 25% il PD in città l'ha preso candidando Bonaccini. Ricordo anche che l'anno scorso il Partito Democratico non ha saputo esprimere un suo candidato, quindi anche per loro la partita è molto diversa, dalle politiche alle europee alle amministrative. Comunque torniamo ai tormenti in casa propria. Allora, questa Lega che comunque non esce benissimo dalle europee, lei ha detto gli elettori sono andati un po' a votare come dei fan, come dei tifosi, no? Cioè più i personaggi, più il Vannacci di turno, piuttosto che la sostanza. No, premesso che bisogna dar merito a questi personaggi che hanno saputo costruire un consenso personale importante, da Vannacci penso a Giorgia Meloni che addirittura ha invitato tutti a votare Giorgia, abbattendo anche quella distanza dal Presidente del Consiglio e i nostri cittadini, facendosi votare addirittura per nome. Altrettanto vero che la politica deve tornare, secondo me, a parlare di temi concreti, di risposte che i cittadini quotidianamente portano sul tavolo degli amministratori locali, dei sindaci, dei presidenti di regione. Si parla di lavoro, si parla di anziani, si parla di giovani, di università, si parla di sport, di ambiente, tutti temi che sono spariti dal dibattito delle europee e sono stati scavalcati dai personalismi, dei personaggi che ovviamente hanno fatto la loro partita, ma ho sentito pochi temi e quindi quando tu perdi il voto d'opinione e tutto si concentra sul voto a persona, credo che ci sia qualcosa che non funziona a livello generale, non soltanto nel nostro partito, perché ci si dimentica dei temi e ci si riconosce solo nelle persone. Poi i problemi per i cittadini rimangono e tante volte non riescono a capire il perché delle cose, motivo per cui molti decidono di non andare a votare. In tema di personalismo, anche voi avete un Lega per Salvini nel simbolo, già è partito da lì il lavoro sul personalismo. Allora, a livello regionale c'è questa polemica sul segretario, Bottacin, Marcato, sappiamo benissimo che sono stati molto polemici in queste ultime ore, a Vittorio Veneto prevale un Toni Darè che si è staccato dalla Lega, cosa sta succedendo? C'è davvero bisogno di un cambio di dirigenza? Ma è difficile capire quale sia la ricetta per invertire questo trend. Devo dire che in queste europee noi abbiamo lavorato tanto per pareggiare la partita, salvarci e
addirittura leggermente migliorare la posizione, anche se di miglioramento francamente è un po' difficile parlare. È altrettanto vero che da un punto di vista delle amministrative invece siamo andati molto bene, quindi laddove ci sono dei candidati spendibili e dei programmi seri che interpretano quelle esigenze delle comunità, la Lega ha saputo rafforzarsi. Qualcosa effettivamente dobbiamo fare a livello nazionale. Io non credo che sia il momento di mettere in discussione i leader, penso però che sia il momento di chiudersi all'interno di una segreteria e capire cosa funziona e cosa non funziona, e soprattutto cominciare a stilare un elenco di temi che devono essere affrontati in modo serio, responsabile, e soprattutto possibilmente andando incontro a quelle che sono le reali esigenze di una comunità. Cioè, continuare a parlare di grandi temi che però non attaccano più sull'elettorato significa perdere voti, e soprattutto non dobbiamo diventare un'imitazione di Fratelli d'Italia, perché tra l'imitazione e l'originale la gente è evidente che sceglie l'originale. Senta, un ultimo passaggio sul suo vice sindaco Alessandro Manera. Sulla Stampa di oggi c'è un pezzo che mette in dubbio il sostegno non tanto suo ma del partito alla candidatura alle europee di Manera. Ma guardate, Manera è qui e ha di fatto smentito questa chiave di lettura su un brano postato di Vasco Rossi. Lui grande appassionato di Vasco Rossi, ma soprattutto grande vice sindaco, un grande amico, una persona che ha saputo in poco più di un mese portare a casa quasi 17.000 preferenze, molte di più rispetto ad altri che magari venivano da 5 anni di campagna elettorale. Quindi è evidente che c'è stata una squadra che ha corso in modo compatto a sostegno suo. Abbiamo sfiorato l'impresa perché è il primo dei non eletti. Attendiamo magari con i resti dei seggi se per caso c'è il miracolo, anche se francamente in questo momento la vedo un po' difficile, però credo invece che bisogna dare atto a Manera, che è stato un punto di riferimento nella circoscrizione, che ha saputo catalizzare i voti in provincia di Treviso ma anche nelle altre province, che è diventato un punto di riferimento anche per la Lega del domani. Quindi io credo che non sia il tempo delle polemiche. Giustamente non possiamo nemmeno pretendere che sia felice di questo risultato, perché quando sfiori l'impresa da un lato sei soddisfatto, dall'altro hai il rammarico di non poter andare a Bruxelles. Credo che il rammarico ce l'abbiano anche gli elettori, perché un profilo così a Bruxelles avrebbe potuto portare dei risultati importanti per la nostra comunità, però già da questa mattina siamo al lavoro, perché ho bisogno delle sue competenze come vice sindaco per parlare ancora di temi ambientali, della raccolta dei rifiuti, dello sport, delle politiche comunitarie, insomma, quindi non ha tempo per piangere, e quindi adesso si è già rimesso al lavoro e sono molto contento di averlo ancora al mio fianco. Sarei stato altrettanto contento se fosse andato a rappresentare Treviso e il Veneto in Europa, però ce lo teniamo come grande vice sindaco. E allora al suo fianco lo facciamo venire qua, Alessandro Manera, abbiamo detto che è qua, lo mostriamo, eccolo, li tenevamo separati e invece no, sorride, sì pure, esatto. Tra l'altro i giornali di oggi dicono Manera non parla dal giorno dell'elezione, era in diretta da noi, per cui mi pare che abbia parlato ampiamente, sì, ecco. Allora... No, beh, allora è bello, la chiave di interpretazione viene data una canzone di Vasco, quindi vuol dire che tutti l'hanno sentita, ma era in realtà perché tutti mi chiedono da 2 giorni il risultato, ma devono ancora chiudere i seggi a Roma, e quindi io aspettavo di vedere se c'erano i resti per capire, perché passavi dall'inferno al paradiso, dal paradiso all'inferno in un attimo. Io sono contentissimo onestamente, perché in un mese, andate a vedere i risultati, abbiamo preso quasi 17.000, e dico abbiamo preso quasi 17.000 preferenze, ho superato il generale di De Gregori Memoria. Nel comune di Treviso, in tutta la provincia, penso uno dei pochi, ma ripeto, grazie sicuramente al sindaco, alla grande squadra, ai leghisti, alla militanza e a tutti quelli che hanno lavorato, quindi veramente ringrazio tutti. Chiaro che se avevamo un seggio in più ero dentro, ma è così, insomma non si può fare altro, ma in realtà sorrido, ma ripeto, sono 2 giorni che mi chiamano a dire sei triste, piangi, no, cioè piango, non sono felicissimo ma neanche piango, ecco. Posso aggiungere un elemento, la Lega che sulla circoscrizione ha preso il 10%, a livello Veneto ha preso il 13%, in comune di Treviso ha preso il 15%. Ricordo che le altre città capoluogo si sono fermate al massimo all'8,5%, quindi siamo praticamente il doppio rispetto alle altre città, e quindi grazie all'impegno di Manera, grazie all'impegno dei militanti, dei sostenitori, alla gente che sposa e condivide la nostra amministrazione, la Lega qui ha comunque preso in un momento di flessione il doppio rispetto alle altre città venete, confermando quindi Treviso roccaforte della Lega.
Grazie a tutte e due. Abbiamo preso fin troppo tempo, direttore. Ti restituiamo la linea con Tommaso Migotto qui da Treviso. Grazie molte, grazie a te Lina, Mario Conte, Alessandro Manera. Citazione di Vasco Rossi, ma anche di De Gregori, generale sopra la collina ci sta, dietro la collina ci sta la notte crucca e assassina. Il riferimento era al generale Vannacci che Manera ha comunque battuto. Ci sono altri, così, tra coloro che sono sospesi, ci sono Andrea Zanoni del Partito Democratico, sempre a Treviso, come anche Cristina Andretta e anche Cristina Guarda, per cui insomma sono tutte candidature che aspettano che qualcun altro capolista scelga un'altra circoscrizione, che insomma ci siano opzioni e quindi non è ancora detta l'ultima parola. Però torniamo a Bassano del Grappa, perché Fratelli d'Italia ha ottenuto un exploit davvero impressionante, 37 erotti in Veneto, però a livello amministrativo non è riuscito a Fratelli d'Italia ad imporre Elena Pavan, che si era candidata a sindaca a Bassano del Grappa, cercava la riconferma, invece andranno, come avete sentito, al ballottaggio Roberto Campagnolo e Nicola Finco. Sentiamo cosa ha detto Elena Pavan. Elena Pavan, la sindaca uscente, è la grande sconfitta di queste elezioni, esclusa persino dal ballottaggio, tagliata fuori dai giochi per volontà e scelta dei cittadini. Si chiude quindi il libro di un'amministrazione e di una sindaca che hanno fatto discutere molto e che hanno spesso diviso opinione pubblica e città fino a spaccarla. Vedi caso San Lazzaro. E a dire il vero, a spaccarsi in questi 5 anni è stata anche la stessa amministrazione che ha perso per strada un vice sindaco, 2 assessori, un presidente del consiglio comunale e non solo, che è più volte finita sotto nei numeri e che dopo anni in cui è stata fortemente criticata per l'assenza di dialogo con i cittadini viene bocciata proprio da loro alla prima occasione utile in cui i cittadini hanno avuto la possibilità di far sentire la propria voce. Non ha convinto il programma di Elena Pavan, che dopo anni di immobilismo ha parlato di tempo necessario, un intero mandato, per la semina, per poi promettere di raccogliere in futuro. Un futuro e una promessa a cui Bassano evidentemente non ha creduto, anche perché altri comuni per raccogliere non hanno aspettato 5 anni e infatti quei sindaci sono stati rieletti. La narrazione di questi 5 anni di Pavan e del programma per i prossimi 5 è stata sposata da alcuni organi di informazione, ma non dai cittadini a cui Rete Veneta ha sempre dato voce, testimoniando negli anni una grande distanza fra chi amministrava e chi vive in città. E non è un caso se i 2 candidati che si sfideranno il 23 e il 24 giugno sono gli unici che hanno messo la sanità e i problemi nell'ULSS 7 al centro del loro programma, cosa che invece durante il suo mandato e la sua campagna elettorale non ha fatto Elena Pavan. Dunque l'ultimo capitolo di questa amministrazione è un finale scritto a più mani, quelle delle migliaia di bassanesi che prima hanno tracciato una croce sulla scheda per mettere poi una croce sopra all'era Pavan. Servizio di Alex Giuliano. Domani non andremo in onda né con Focus TG né con Focus la sera alle 21:15, perché tutta la giornata da Rete Veneta sarà dedicata alla grande festa di Sant'Antonio, un evento storico che seguiremo con una grande mobilitazione di giornalisti e di tecnici, e quindi proprio nell'imminenza della festa andiamo a Padova da Chiara Gaiani, che è in compagnia del direttore del Messaggero di Sant'Antonio. A te la linea, Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Con Cristiana Roccaiende ci troviamo proprio sul sagrato della Basilica del Santo. Ringraziamo padre Giancarlo Zamengo, direttore generale del Messaggero di Sant'Antonio, che è con noi. Come dicevi bene, direttore, domani saremo in diretta dalle 5:30 fino alle 22:30 circa, dall'alba al tramonto su Rete Veneta e per il Friuli su TV12, per raccontare questa giornata
giornata straordinaria che è il 13 giugno, una giornata davvero che entra nei cuori di tante persone, una devozione a Sant'Antonio che si vive anche nelle numerose lingue che sentiamo parlare sul sagrato. I pellegrini sono aumentati quest'anno dopo il periodo triste e difficile della pandemia, si è già superato il numero di 30.000 passaggi alla Cappella delle Reliquie, che è un numero per difetto, un aumento tendenziale di circa il 10%, con gruppi che sono arrivati davvero da ogni parte del mondo. È una grande emozione la festa di Sant'Antonio, anche per la comunità di voi frati, una comunità dedicata proprio al santo che vive all'interno della Basilica e che quest'anno ha deciso di dedicare la tredicina alla preghiera della pace così cara a Sant'Antonio. Padre Giancarlo. E proprio perché Sant'Antonio è il santo universale, il santo più conosciuto nel mondo, e con una devozione che va oltre la stessa esperienza nostra di cristiani, di cattolici, e più che mai abbiamo voluto quest'anno vedere in Sant'Antonio un annunciatore, un profeta di pace, affidargli nella preghiera le speranze di pace di questo mondo, e in particolare guardando alla Terra Santa, guardando all'Ucraina, e sicuramente anche lui ha dovuto affrontare delle sfide terribili per il suo tempo, e chi meglio di lui può accompagnare proprio questa nostra festa di quest'anno, e proprio gli affidiamo le nostre intenzioni, le nostre speranze di pace. Ecco, si sta preparando la città, si sta preparando la Basilica con il collega Cristian Roque Allende, e c'era anche Padre Giancarlo, abbiamo visto quando la campagnola della Polizia di Stato è entrata all'interno della Basilica pronta per la processione di domani che uscirà dalla Basilica al finire della messa delle ore 17, una festa che sarà possibile vedere su Rete Veneta, su TV12 abbiamo detto, ma anche seguire collegati online dal sito che, lo ricordo, è il 13giugno.org. Sicuramente i social stanno rendendo sempre più anche partecipata e universale questa festa, e attraverso i social anche i devoti in tutto il mondo, veramente da tutto il mondo, possono inviarci le loro preghiere, accendere persino una candela virtuale. Sono gesti cari per la devozione di ogni, chiesa, di ogni comunità, e anche per il nostro santo, anche inviare un'offerta per i progetti di carità che come frati seguiamo, perché per noi è sempre molto importante calare il cammino del credente nell'ascolto certo della parola di Dio, ma anche attraverso gesti concreti di carità. Per questo abbiamo anche un interessante progetto quest'anno che vogliamo affidare a tutti i devoti del santo: costruire un centro sociale in Uruguay che si chiama Marcellino Pane e Vino. Questo presenza dei nostri frati che poi si traduce nell'attenzione ai poveri, agli ultimi, alle persone in difficoltà, ai bambini che attraverso anche l'istruzione possono aspirare a un futuro migliore. Ecco, vorrei ricordare in velocità una cosa, perché ci sarà un momento molto bello, molto forte, quando lei raccoglierà proprio nelle sue mani tutte le preghiere che vengono inviate da lontano e le porterà alla tomba del santo, Padre Giancarlo. Sì, io in particolare sarà una serie di sante messe che ci accompagneranno in tutta la giornata, ma nella messa delle 10 che noi dedichiamo ai devoti, agli associati al messaggero di Sant'Antonio, e tutte le preghiere che ci saranno inviate attraverso proprio il sito online che lei ha ricordato, 13giugno.org, io personalmente le porterò alla tomba del santo, quindi è come se fossero presenti qui accanto a noi anche tutti i devoti del santo in presenza. Ecco, ricordo che questa sera si parte, tra virgolette, con la festa con il transito, appuntamento alle 20:45 all'Arcella per ricordare il posto in cui morì Sant'Antonio nel 1231. Io ringrazio davvero Padre Giancarlo Zamengo, avremo occasione di rivederci nella giornata di domani. Ringrazio Cristian Roque Allende, direttore. La linea può tornare allo studio. Grazie a te Chiara, e vediamo con i pellegrinaggi in Basilica
domenica in vista del 13 giugno, martedì la diocesi di Vittorio Veneto con il vescovo Corrado Pizziolo. Volevo ricordare che il Messaggero di Sant'Antonio è abbonato a decine di migliaia di abbonati, pensate che erano 1 milione negli anni 60. Vediamo adesso il vescovo Pizziolo. La pace sia con voi e con il tuo spirito. Una bella sorpresa, carissimi fratelli e sorelle, cari pellegrini e pellegrine della diocesi di Vittorio Veneto, potervi incontrare così numerosi in questa celebrazione eucaristica all'interno del cammino della Tredicina. Ecco, i vostri sacerdoti ci hanno detto che il vostro numero ha raggiunto addirittura i tempi del pre-Covid e questo è un buon segnale. Siamo contenti di poter accogliervi a rinsaldare questo bel legame con Sant'Antonio. Saluto cordialmente, ringrazio per la sua presenza sempre piena di amicizia il vostro vescovo Corrado Pizziolo, tutti i sacerdoti che concelebrano in questa Eucaristia. Stiamo un po', lo dico tra virgolette, annoiando Sant'Antonio in questo tempo perché gli stiamo domandando sempre la solita cosa, il dono della pace. Sappiamo come questo sia un dono così sognato e importante in questo tempo per tutto il mondo, e sappiamo anche che per il santo la pace non era qualche cosa di vago, di sentimentale, ma di concreto. Saluto voi, cari sacerdoti, e tutti voi, cari pellegrini, che siete qui, puntuali e fedeli come ogni anno, numerosi, ed è bello vedere anche questa presenza così massiccia, segno dell'affetto e della devozione verso il santo di Padova. Vedete, è molto bello in queste celebrazioni che viviamo in preparazione alla festa di Sant'Antonio incontrare figure come quelle di San Barnaba, figura caratterizzata da autentica libertà interiore, povertà, libertà del cuore, da grande e fraterna generosità, da vero slancio missionario, come d'altronde fu lo stesso Antonio. Antonio conosceva bene le scritture e credo che conoscesse bene anche la figura di Barnaba. E lui visse, se ci pensate, in questa stessa direzione, in questo stesso modo. Vediamo in queste immagini la preparazione della campagnola che porterà la statua del santo. Vedete, questo è il mezzo su cui sarà sistemata la statua del santo, che poi ovviamente percorrerà le strade della città. È una campagnola che è stata adibita proprio a carro per il trasporto della statua tra ali di folla che siamo ormai abituati a vedere ogni anno. Vedete, sta entrando viene sistemata davanti alla basilica. Torniamo alla cronaca nera, perché c'è stata un'importante operazione contro lo spaccio e lo spaccio della droga a Mestre in via Piave, conferenza stampa appena terminata. Sentiamo Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Appena conclusa appunto la conferenza stampa qui in procura con il procuratore Cherchi, il questore Bonaccorso, il capo della squadra mobile di Munno. Un'operazione importantissima con un'indagine che è durata 2 anni e mezzo, avviata ad ottobre 2021, che ha portato all'arresto di 14 persone, 12 in carcere, 2 agli arresti domiciliari, per lo più cittadini di origine albanese ma anche italiani. C'è stato anche un importante sequestro patrimoniale, oltre a un locale che veniva utilizzato proprio come locale in cui avveniva l'attività di spaccio, quindi la compravendita della droga, e si parla di cocaina ed eroina, ma anche poi hashish, e 30 i chili di sostanza stupefacente che sono stati sequestrati, ma sono state sequestrate anche delle armi, 2 pistole e una terza si
sta cercando di capire se si tratti di un cimelio o fosse effettivamente un'arma che poteva essere utilizzata. Importantissimo è stato l'aiuto delle intercettazioni, l'ha voluto evidenziare il procuratore Cherchi, che però ha anche sottolineato come non si sia trattato di intercettazioni fine a se stesse, ma che hanno poi avuto proprio dei riscontri con i sopralluoghi sul posto. Ci siamo avvalsi anche di telecamere posizionate sia fisse che mobili, e sia all'interno che all'esterno dei locali, ma poi il procuratore Cherchi ha voluto porre l'attenzione anche su una questione importante, ovvero quella del fenomeno della diffusione della droga, e soprattutto sempre più persone che vogliono farne uso. E dunque questo che è un fenomeno che sta diventando sempre più pericoloso. La droga non si prende, non si consuma più solamente per strada come ci si poteva immaginare, ma adesso è entrata anche nelle case e nei locali. Dunque un fenomeno sociale che va affrontato. Ha detto questo non è il compito della magistratura, delle forze dell'ordine, ma di altri enti preposti atti ad occuparsene, anche perché la clientela è una clientela vastissima, quindi dai più giovani ai meno giovani, e così anche dai più abbienti ai meno abbienti. Quindi un'operazione che ha evidenziato anche l'importanza di affrontare questo fenomeno. Tantissime le forze in campo, le squadre mobili di tutte le province del nostro territorio, oltre 100 gli agenti in campo, e sono stati utilizzati anche gli elicotteri. Infatti chi questa mattina si è svegliato intorno alle 6 non ha potuto, a Mestre ma anche dintorni, non ha potuto fare a meno di sentire che sorvolavano gli elicotteri sopra le proprie teste. Questi contenuti di questa maxi operazione avvenuta alle prime ore dell'alba ad opera della squadra mobile di Venezia, coadiuvata poi da tutte le altre. Se non ci sono domande io restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Ilaria Marchiori dal Tribunale di Venezia in Piazzale Roma. Intanto andiamo a Padova, dove prosegue la corsa dei lavori del tram. Da lunedì gli operai saranno in piazzale Stazione per la realizzazione dell'anello che permetterà l'interconnessione delle 3 linee. Si preannuncia un'estate calda per la viabilità di Padova. Da lunedì infatti partiranno i cantieri per il tram sul piazzale della stazione, dove a fine lavori ci sarà lo snodo in cui si incroceranno le 3 linee. Per 3 mesi la zona della stazione sarà interessata da questi cantieri. Nel piazzale della stazione verrà realizzato un anello ad alta capacità che permetterà una presenza contemporanea di mezzi per permettere il passaggio delle diverse linee. Un cantiere molto complesso, visto anche l'alto passaggio di mezzi nell'area. Per questo motivo il lavoro è stato diviso in 2. Un primo lotto verrà realizzato nel 2024, mentre un secondo lotto sarà avviato nell'estate del 2025. Per permettere i lavori sarà chiuso l'accesso al piazzale da Via della Pace, mentre si potrà continuare ad arrivare in stazione da Corso del Popolo e da Viale Codalunga, mentre l'ingresso nord di Via Avanzo, quello della Torcella, resta invariato. Ogni tanto per le strade si vedono auto con i vetri scuri e un lampeggiante blu e quindi di solito si tratta di auto con a bordo persone delle istituzioni, ministri, parlamentari oppure sindaci delle grandi città, e invece i carabinieri ieri ne hanno vista una, si sono insospettiti con il lampeggiante blu. L'hanno fermata, c'era dentro un ragazzo di 20 anni che doveva consegnare in fretta una pizza e allora si è messo la peggio. Vabbè, Matti, vediamo. Forse pensava di utilizzare il lampeggiante blu che teneva a bordo dell'auto per muoversi più velocemente sulle strade della Marca e consegnare in fretta le pizze. Un ragazzo ventenne incensurato addetto alle consegne di pizze a domicilio è stato fermato dai carabinieri questa notte alle 2 a Castello di Godego. Per il giovane è scattata la denuncia per possesso di segni distintivi contraffatti, oltre ad una segnalazione con ritiro della patente di guida alla competente autorità amministrativa, perché i militari dell'Arma gli hanno contestato anche il possesso di alcuni grammi di hashish. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.
Servizio di Daniela Sizia. Andiamo adesso in altopiano a vedere ancora una volta le sanguinose imprese dei lupi. Ancora predazioni con una situazione sempre più drammatica e ingestibile, specie nei terreni delle malghe. Un'attività quella che va avanti da generazioni e che sta mettendo davvero a dura prova la resistenza di queste famiglie amanti del territorio. Un esempio, Malga Frollo, una piccola malga privata lasciata in eredità dal padre, che il proprietario aveva bonificato a mano nel corso degli anni a colpi di piccone, togliendo una ad una le radici, e che poi è stata mantenuta a fatica e soprattutto per rispetto della tradizione e per pura e semplice passione. Adesso questo dramma, con una vitella di 11 mesi uccisa. Il proprietario è sconvolto, la reazione è quella di non volere più questi animali, il rifiuto di occuparsene per avere poi queste conseguenze. Dopo generazioni di questo lavoro, di persone che si occupano delle malghe, spesso come secondo lavoro, eccoci alle prese con altri pezzi di territorio che rischiano di essere abbandonati, una sconfitta per tutti. Ma non basta, ecco cos'è successo a Malga d'Osso, altre immagini che non si vorrebbero mai vedere, altra raffica di predazioni e colpita anche Malga di Conco, da dove i proprietari in queste ore stanno portando a casa gli animali che restano, nella speranza di salvare anche loro, ma con tutti i disagi, l'impegno e le difficoltà che comporta il loro trasferimento. E l'altopiano diventa davvero un territorio che chiede aiuto. Altre immagini drammatiche ci arrivano da Sasso di Asiago e dalla Valle Astaro. Nessuna zona è al sicuro e anche psicologicamente i malgari e gli allevatori non ce la fanno veramente più. Servizio di Federico Fusetti, andiamo in pubblicità con Renato Cappoia e Mattia Pizzaia. Torniamo subito, state con noi. Di nuovo in diretta con Focus TG e ripartiamo con la politica dopo il voto dell'8 e il 9 giugno. Una video inchiesta del Fatto Quotidiano, vediamo si chiama Giù al Nord, dove una volta c'era la Lega, vediamo per cortesia, dove una volta c'era la Lega, viaggio nella Padania che non vota più Salvini e sogna di recuperare l'identità perduta. Ne vediamo la primissima parte. E Pontida non è per gli opportunisti, ma solo per chi ci crede. Questo sacro prato è un luogo di giuramenti e di fedeltà. Se sei qui è per la libertà della tua gente, della tua terra, per continuare la battaglia insieme alla comunità dei militanti della Lega, per festeggiare i momenti belli e per serrare la fine in quelli più difficili, sempre con lo stesso spirito, quello di chi non molla mai! Avete visto, insomma, polemico video del Fatto Quotidiano, mostrano Pontida deserta e la voce è una voce che incita appunto alla Lega del celodurismo. Ne parleremo anche stasera a Focus del dopovoto, di quanto è successo, di quelli che sono gli scenari possibili e immaginabili. Allora vediamo invece, torniamo ai ballottaggi e vediamo i ballottaggi, ce ne sono tanti, il 23 e 24 giugno in Veneto. Partiamo da quelli del Vicentino. L'algoritmo oggi elettorale dice che c'è una semifinale e poi la finale e quindi poi si riparte 0-0 e si gioca sostanzialmente per il ballottaggio a 2, quindi per noi molto bene. Si riparte 0-0, è la partita dei ballottaggi che a Schio vede Cristiano Eberle, civico di centrosinistra, con il 40,74% contro Cristina Marigo che ha chiuso con il 46,02%. Quello che ci aspetta saranno altre 2 settimane di lavoro intenso sul territorio con le persone. Ve l'aspettavate?
Beh sì, bene o male ce lo aspettavamo sì, e speravamo sinceramente di poter ovviamente finire prima, però siamo in ballo e giochiamo, anche perché insomma abbiamo ancora molto da dire ai cittadini. Sfida che oltre a Bassano e Schio si profila anche a Montecchio e Valdagno. Montecchio, dove il ballottaggio si giocherà tra Milena Cecchetto al 34,11%, candidata del centrodestra sostenuta da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e dalla Civica Cecchetto Sindaco, e dal candidato Silvio Parise sostenuto dalle liste Parise Sindaco, Montecchio Democratica insieme per Montecchio, separati da 6 punti. A Valdagno, comune che aveva il più alto numero di candidati in lizza, il 23 giugno si deciderà il nuovo sindaco tra Alessandro Burtini, candidato di centrodestra con il 38,51%, e il civico Maurizio Zordan con il 23,65%. Equilibri da ricostruire, una sfida sui dati che in questa partita elettorale hanno riguardato l'astensionismo. Dovremmo capire anche in che modo sia opportuno per il ruolo che ognuno di noi ha all'interno di una comunità tentare di attenuare questa disaffezione, perché i dati erano allarmanti e oggi lo sono ancora più. E a Vittorio Veneto assisteremo al ballottaggio tra Gianluca Posocco, sostenuto da Gian Antonio Darè, e Mirella Balliana del centro-sinistra. Da una parte Gianluca Posocco, che deve recuperare uno svantaggio di quasi 9 punti percentuali, e per farlo la strada obbligata è quella di dialogare con le forze di centrodestra con cui aveva rotto, Lega e Fratelli d'Italia. Dall'altra Mirella Balliana, che dovrà convincere i suoi elettori a tornare tra 15 giorni alle urne e provare a fare propri i quasi 550 consensi ottenuti da Rete Civica di Luisa Camatta. Non perdono tempo i due sfidanti al ballottaggio del 23 e 24 giugno. Balliana, che al primo turno ha raggiunto il 41 e 23% dei voti, ha già informalmente preso contatti con Camatta e non dispera di intercettare anche chi cercava in Giovanni Braido un'alternativa all'amministrazione uscente. Cercheremo anche di parlare al centro moderato, nel senso che la nostra coalizione è di centrosinistra ma ha tante civiche all'interno, e quindi cerchiamo di guardare anche oltre, proprio per la questione del rilancio della città. Io dovrò parlare agli elettori del centrodestra senz'altro, e proverò a parlare a quell'elettorato, il 50% dell'elettorato che è rimasto a casa in questo primo turno, soprattutto i giovani sotto i 30 anni che non sono andati a votare. Così Posocco forte del 32,60% dei consensi, ma la vera differenza può farla un ricompattamento del centrodestra. In diretta su Antena 3 l'oggetto della discordia, Gian Antonio Darè, parlando col segretario provinciale del Carroccio Dimitri Coin, ha tentato un abboccamento. Se troveremo la quadra potremo essere e diventare ancora quello che siamo sempre stati. Io ti anticipo che dal mio punto di vista da segretario provinciale Vittorio Veneto è troppo importante per pensare di non essere parte attiva nel prossimo ballottaggio. Posocco lascia decantare la situazione e annuncia che nelle prossime ore incontrerà i candidati consiglieri comunali per leggere i dati e decidere insieme una strategia. È come se ripartissi da zero, aggiunge. Da parte sua il presidente provinciale di Fratelli d'Italia Claudio Borgia definisce una brutta pagina l'essere andati divisi. Adesso parte una nuova fase, una fase di impegno da parte di tutti per cercare di ricompattare il centrodestra. Siamo in attesa che o il candidato sindaco Posocco o Tony Darè ci possano chiamare per confrontarci su idee, progetti, prospettive e soprattutto visione della città, e capire se possiamo insieme dare un contributo e cercare di vincere questo ballottaggio, soprattutto perché all'interno della coalizione di Braido, del candidato sindaco, Fratelli d'Italia è risultata comunque il primo partito. E sono 3 i comuni che il 23 e il 24 di giugno andranno al ballottaggio in provincia di Padova, e sono Monselice, Selvazzano Dentro e Rubano. Candidati sindaco al lavoro in vista dei ballottaggi che si terranno domenica 23 e lunedì 24 giugno. Al voto si andrà nei comuni di Monselice, Selvazzano Dentro e Rubano. Sfida tutta all'interno del centrodestra Monselice, dove si confronteranno, separati da soli 46 voti al primo turno, la sindaca uscente Giorgia Bedin, sostenuta dalla Lega, e Luca Callegaro, sostenuto da Forza Italia e Fratelli d'Italia.
A Selvazzano Dentro in corsa Mariano Fuschi, sostenuto da Fratelli d'Italia e Forza Italia, che parte dal 35,01%, e Claudio Piron, candidato di centrosinistra, sostenuto dal Partito Democratico, che parte dal 32,53%. A Rubano infine in corsa Chiara Buson, che parte dal 47,72%, e Luigi Sposato, candidato del Centrodestra Unito, che parte dal 39,28%. Ballottaggi anche in 4 comuni del Veneziano. Vediamo intanto Portogruaro e Spinea. Una corsa elettorale, quella di Portogruaro, commissariata dopo la caduta a marzo 2023 dell'ex giunta Favero, piuttosto vivace, con 16 liste in totale a sostegno di 4 candidati, che vedrà sfidarsi ora al ballottaggio domenica 23 e lunedì 24 giugno il candidato di centrodestra Luigi Toffolo con il 39,50% delle preferenze e l'ex sindaco Antonio Bertoncello per il centro-sinistra, che ha ottenuto invece il 32%. Sara Moretto, Centro Civiche, invece ha ottenuto il 23,38%, mentre Alida Manzato, Civica, si è fermata al 5,11%. Questi saranno giorni decisivi per eventuali alleanze. Valuteremo per l'eventuale apparentamento 2 cose. Una, prima è il fatto che l'apparentamento verrà deciso da tutta la coalizione e quindi valuteremo insieme collegialmente questa decisione. Secondo, all'interno della coalizione di Sara Moretto ci sono persone che hanno mandato a casa il sindaco Favero ingiustamente, senza una particolare motivazione, e quindi per questo per noi sarà un problema. Noi adesso abbiamo i dati dei candidati sindaci, dobbiamo leggere i dati delle liste e vedere come muoverci nel ballottaggio. È troppo presto per dirlo, insomma. Sfida interessante anche quella di Spinea, l'altro comune del Veneziano commissariato nel 2023 per dissidi interni alla maggioranza e il più popoloso. Gli elettori dovranno scegliere tra il candidato di centrosinistra Franco Bevilacqua in testa con il 46,9% e l'ex sindaco di centrodestra Claudio Tessari, che ha ottenuto il 30%. 23% per l'ex sindaca Martina Vesnaver, che ha corso con una propria lista e sostenuta da Forza Italia e Democrazia Cristiana. Noi crediamo di avere una squadra, un gruppo molto affiatato e quindi di presentarci in leggero vantaggio, ma questo leggero vantaggio lo dobbiamo tenere ben stretto. Da oggi si ragiona insieme con la compagine di Martina Vesnaver, ma soprattutto con gli elettori che hanno dato il consenso a Martina Vesnaver, per cercare di riunire il centrodestra attorno a un unico obiettivo, che è quello di tornare a governare questa nostra città. E sfida al ballottaggio anche a Noale e a Scorzè, dove gli avversari in entrambi i casi sono ex alleati. Vediamo. Da ex colleghi a sfidanti. Nella sfida a 4 a Noale il ballottaggio sarà infatti tra Stefano Sorino, l'ex assessore dimissionario sostenuto dal centro-destra, che ha ottenuto il 36,38% delle preferenze, e la vice sindaca uscente Alessandra Dini, sostenuta da 3 Civiche con il 26,73%. La vera battaglia però è stata proprio tra quest'ultima e il candidato Carlo Fascina, che ha ottenuto il 24,53%, meno di 200 voti di differenza. 12,36 invece per Michele Celeghin. Cosa accadrà ora? Io non ho pregiudizi nel rimanere così o fare alleanze. Non abbiamo fatto calcoli fino adesso, abbiamo una compagine forte, in politica non si sa mai, quindi vedremo a conti fatti. Abbiamo sempre scelto di correre da soli, altrimenti le alleanze si fanno prima, ecco. Gli accordi si fanno prima, come magari hanno già fatto altri candidati che si sono alleati con i partiti. Ma se a Noale a sfidarsi sono 2 ex colleghi, a Scorzè la sfida è tra 2 ex quasi amici. Giovanni Battista Mestriner, ex sindaco sostenuto dal centrodestra, ha ottenuto il 46,39% e la sindaca uscente Nais Marcon, che lui stesso appoggiò 5 anni fa, sostenuta da 2 Civiche, che ha raggiunto il 32,32%. Per quanto riguarda possibili alleanze, il candidato di centro-sinistra Antonio Losetti, che ha ottenuto il 21,29%, si è detto disponibile
disponibile alla discussione. Il primo candidato però si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Da lei abbiamo ricevuto solo insulti, calunnie, contumelie, cose vergognose in una campagna elettorale. Lei si è prestata a un gioco sporco fatto contro di noi. Noi non facciamo giochetti intrallazzi di partito, accordi con questi e con quelli. Noi siamo quelli che ci siamo presentati, continueremo così, siamo primi e quindi guardiamo la cosa con estrema fiducia perché il nostro messaggio è passato alla cittadinanza e siamo sicuri che fra 15 giorni ci sarà una bella festa. Nessuna replica dalla sfidante. Dovendo combattere contro un avversario così importante, sapevo che era una battaglia difficile da portare avanti. Sono felicissima di essere arrivata al ballottaggio e farò la mia parte fino in fondo, come ho fatto finora. E dovrò prendere i contatti con i miei prima di tutto per organizzarci un po' meglio e vedere come affrontare le ultime 2 settimane che saranno sicuramente molto intense. Venerdì avremo qui a Focus TG il segretario regionale della Lega, l'onorevole Alberto Stefani, e parleremo anche ovviamente soprattutto di autonomia ma anche dei risultati. Stefani ieri faceva notare che è stato eletto il 95% dei sindaci della Lega uscenti, e quindi soddisfazione da parte di Stefani e critiche invece da parte di Roberto Marcato. Sentiamo un duello a distanza. A mettere il cappello politico sul voto delle amministrative è di prima mattina il segretario regionale Alberto Stefani. La Lega dilaga in Veneto, dice, forte del risultato al primo turno nei comuni di Arzignano, Negrarca, Doneghe, Mogliano Paese, che vengono rigorosamente citati in una nota, accanto a Rovigo, dove dice è stata sfiorata la vittoria, e Bassano con il raggiunto ballottaggio. Pallottoliere alla mano, il segretario parla di un saldo positivo di 100 nuovi amministratori, ma che fosse soddisfatto Stefani lo aveva detto a scrutini ancora in corso durante la nostra diretta elettorale. La Lega sta dilagando nei piccoli e medi comuni, questo è un risultato che ci aspettavamo perché insomma è sempre stato il nostro core business dal punto di vista politico. E il bicchiere è mezzo pieno anche per il voto europeo. La realtà è che la Lega ha superato il 9% a livello nazionale, ha superato il dato delle politiche, ha tenuto anche in alcuni territori del nord. Sicuramente si può fare molto di più, ripartendo dai temi principali, tra cui l'autonomia. Mentre Stefani esulta o quasi la base in fermento, più che fotografie divergenti, realtà parallele. Il fatto che praticamente in Veneto non abbiamo eletto nessun eurodeputato e prima ne avevamo invece di uscenti un bel po', il fatto che sia stato candidato un signore che con noi non c'entra nulla, il fatto che abbiamo perso migliaia di voti, io pensavo che questo fosse un problema, invece vedo che sia i vertici del partito che anche qualche vertice regionale dicono che invece siamo di fronte a un grande risultato. Allora io qua evidentemente mi fermo perché ubi maior, insomma, minor cessat. Sto al mio posto e lascio fare a chi è più bravo di me. Sullo sfondo l'endorsement di Umberto Bossi a Forza Italia a urne aperte con la relativa ipotesi di espulsione dal carroccio. Ammesso lo abbia davvero detto e fatto, dice Marcato, sarebbe stato un errore, ma attenzione. Da questo immaginare di poter cacciare Umberto Bossi è come prendere e buttare a mare le nostre radici. Se poi, come dire, via Umberto Bossi, facciamo entrare Vannacci, e allora davvero forse è il partito che io non conosco più. Roberto Marcato, invece ospite a Ring, è stato il sottosegretario leghista padovano Massimo Bitonci, che ha contrattaccato sulle continue polemiche anche di Marcato che danneggiano il partito. Sentiamo. La critica si può fare, ma io ripeto, si deve fare internamente, non è che non ci siano le possibilità per discutere internamente la linea poi del partito. Il fatto che si continua a uscire da mesi e anche quasi da anni su TV e giornali criticando la linea del partito perché si è perso il congresso oppure non si è candidati al congresso,
io penso che sia un errore, lo dico non con i toni che vengono solitamente usati dalla controparte. Poi per quanto riguarda i risultati è abbastanza chiaro che c'è un trend di carattere nazionale. Io ero in Lega quando la Lega era anche sotto il 3%, ma non c'erano queste uscite, cioè nel senso che si lavorava tutti quanti cioè seguendo la stessa linea. Adesso bisogna vedere se tutti quelli che criticano effettivamente poi in questo periodo hanno lavorato per portare poi i voti ai candidati e alla Lega oppure no, perché in effetti poi il tema diventa quello. Il tema del futuro, il futuro roseo e così, cioè è abbastanza chiaro che si aprirà una trattativa. Fratelli d'Italia ha delle percentuali molto alte a livello nazionale, non è una questione solamente veneta. Ricordo che il centrodestra in Veneto supera il 60, se non anche il 65%, e oggi è logico che le percentuali poi ribaltate sono diverse rispetto in altre regioni dove magari il centrodestra ha percentuali molto più basse, e in effetti poi se vedete la Lega e i Fratelli d'Italia ha delle percentuali più basse, quindi è tutto molto equilibrato, il che ci riporta che questo voto è un voto sulle politiche, è un voto positivo direi anche sul governo, perché alla fine se noi sommiamo anche in Veneto e soprattutto in Veneto i voti che poi sono voti al governo di Fratelli d'Italia, della Lega e di Forza Italia, insomma la percentuale è superiore al 60%, quindi io ritengo che sia assolutamente positivo. Queste continue uscite hanno creato dei problemi, probabilmente anche in termini di consenso, e questo è estremamente chiaro. Quindi hanno fatto male al partito, lei dice hanno fatto male al partito. Perché la gente, io che ho fatto il sindaco, a differenza magari di chi ha parlato prima, cioè io che ho fatto il sindaco tra l'altro su 2 comuni diversi, so benissimo che le persone che ci guardano adesso e che ascoltano vogliono parlare di temi, vogliono sentire delle proposte, vogliono sentire delle cose positive e non continui attacchi a chi sta lavorando o chi magari ha vinto il congresso come Alberto Stefani. E l'altra sera a porta a porta un deputato del Partito Democratico ha fatto perdere le staffe sulla questione Vannacci. Bruno Vespa, sentiamo. Sì. Vedo l'onorevole Furfaro. Io penso davvero che sia tutto lecito e legittimo in politica, non è di destra e di sinistra, ma io credo davvero che sia inaccettabile che nel servizio pubblico noi ascoltiamo un parlamentare europeo che dice che la 10ª Hamas ha avuto una stagione gloriosa. Intanto è stata la 10ª Hamas ha avuto storia, ma non ascolta neanche. Allora, intanto non le consento. Vi prego, se posso parlare, però è la mia opinione. Intanto però non le consento di dire che nel servizio pubblico non si possa ospitare un signore che ha preso 538.000 preferenze. Ho detto un'altra cosa. La 10ª Hamas, come ha detto Vannacci, ha avuto 2 momenti. Vabbè, ha perso le staffe il Vespone, che ha compiuto tra l'altro 80 anni. Andiamo, ed è ancora bello energico, andiamo in pubblicità ancora un minuto e poi torniamo. Immigrazione in Veneto, anche a Belluno si prevedono nuovi arrivi e per questo sono stati pubblicati 2 bandi per il reperimento di singole unità abitative e centri collettivi. Sentiamo Tiziana Bolognani. Io incontrerò domani e dopodomani tutti i sindaci e chiederò un aiuto, lo chiamo aiuto indiretto. L'aiuto diretto ce lo hanno già offerto, l'aiuto che chiedo questa volta è indiretto, cioè a spronare, a sensibilizzare le cooperative del territorio. 29 comuni bellunesi hanno dato accoglienza sino a 80 migranti, ma oggi serve una disponibilità diffusa, perché ignorare il problema non evita l'affidamento, tanto più dopo la chiusura del centro a Medil di Belluno per la frana della strada, di Lamon per problemi idraulici,
Aulici e di Cavassico per lavori indifferibili di ristrutturazione. Si stima che l'ultimo piano di distribuzione farà arrivare in provincia 12 migranti, ma con l'estate alle porte i numeri potrebbero crescere inesorabilmente. Noi lavoriamo con 4 cooperative. Abbiamo pubblicato proprio pochi giorni fa 2 gare europee per poter accogliere sul territorio bellunese sino a 500 posti, e il mio appello forte è affinché altre cooperative, altre onlus operanti nel terzo settore decidano di partecipare. Il nuovo capitolato di gara in scadenza il 6 e 10 luglio, disponibile sulla piattaforma del mercato elettronico e nel sito della prefettura, aumenta del 15% la proiezione dei costi giornalieri, un range variabile fra i 3 e i 10 euro in più a fronte di minori prestazioni richieste. Tenta di coniugare la serietà della offerta di accoglienza, che deve essere seria e garantire la dignità della persona, ma al tempo stesso non impossibile da realizzare. Non sono solo uomini e donne, ma lavoratori e lavoratrici, dice il prefetto, che con il suo staff ha presentato il progetto pilota denominato Orzes, elaborato con Confindustria e Confartigianato, la cooperativa Integra e il comune di Belluno, per l'inserimento lavorativo dei migranti ospitati nella ex scuola di Orzes. Sulla base poi ovviamente dell'alfabetizzazione verranno avviati dei percorsi formativi che porteranno i migranti che sono attualmente nella scuola di Orzes ad essere inseriti nel mondo del lavoro e quindi a dare una risposta a quelle che sono le imprese nel territorio che lamentano la carenza di lavoratori. I migranti seguiranno anche i corsi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, un percorso virtuoso che presto potrebbe essere replicato anche in Cadore. Aiutateci è lo slogan, il claim corretto sì, anche questa volta? Se una quinta cooperativa, una sesta cooperativa scendessero in campo, il sistema Belluno provincia sarebbe autonomo e quindi non dovremmo più rincorrere e gestire le emergenze. È quello che vorrei evitare per evitare di lasciare per strada anche una sola persona. Servizio di Tiziana Bolognani, il nostro operatore Stefano Bozzi. E chiudiamo parlando di noi, perché anche nel mese di maggio il network Media Nord-Est ha ottenuto, diciamo, il primo posto in classifica tra tutti gli altri network come ascolti. Sentiamo. Media Nord-Est ancora una volta leader dell'informazione locale in Italia. A maggio, secondo i dati certificati Auditel, Media Nord-Est risulta il primo network di televisioni locali con oltre 1 milione di contatti giornalieri e più di 18.600 spettatori per l'ascolto medio delle emittenti Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, Tele 4 e TV 12. Dai fatti di cronaca ai grandi eventi in ogni parte del Veneto, nelle settimane di rilevazione, quelle comprese tra il 28 aprile e il 1 giugno, vi abbiamo raccontato la doppia visita in Veneto di Papa Francesco, prima nel suggestivo scenario di Venezia e della sua laguna e poi a Verona, da San Zeno all'Arena, da dove è partito il forte appello alla pace. Ma anche la Dunata Nazionale degli Alpini a Vicenza, con i suoi numeri eccezionali di partecipanti. E poi l'emergenza maltempo che ha colpito duramente il Veneto, da Vicenza a Padova alla Castellana Trevigiana, con allagamenti e frane, e il Friuli Venezia Giulia, e sulla quale ancora una volta vi abbiamo tenuti aggiornati ora dopo ora. Il fortissimo legame con il territorio del Nord-Est, frutto di una presenza costante e di una credibilità acquisita sul campo giorno dopo giorno, continuano a fare sì che il gruppo Media Nord-Est rimanga il punto di riferimento sul fronte dell'informazione. Media Nord-Est, primo network di televisioni locali d'Italia, quindi conferma la sua leadership grazie allo sforzo delle redazioni radicate nel territorio e del lavoro quotidiano di giornalisti e tecnici per un'informazione di qualità. E quindi grazie a voi che ci avete seguito così costantemente. Grazie. È tutto per oggi. In regia Mattia Pizzaia, Renato Capoia. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Vi ricordo, domani non ci saremo né con Focus TG né con Focus la sera, perché seguiremo per tutta la giornata, dall'alba fino a sera inoltrata, la grande festa di Sant'Antonio. Arrivederci, buona giornata.